Amici bellini, allora buongiorno, buonasera, è tardi già, lo so, però la matematica ci aiuta a poter dire che il Napoli è in Champions League ufficialmente l'anno prossimo e quindi analizziamo le parole di Spalletti anche in vista, perché lui diceva aspettiamo, la matematica non è detta, ci stanno 40 gol di differenza, invece è stato prudente, cominciamo. Allora, chi è? Martino Google, l'ho detta insomma come se fosse Google, non lo so. Comunque, benvenuto, iscrivetevi al canale, poi cliccate sopra questa cosa. No, se cliccate qui il video va in pausa. Ma invece no, voi iscrivetevi al canale, potete cliccare invece sul like, sul mi piace che trovate sotto i video di YouTube e lì invece il video scorre, l'algoritmo si muove bene, eccetera, eccetera. Il Napoli è in Champions League e ci piace perché dobbiamo guardare a inizio campionato, dobbiamo guardare quelle che erano le prospettive, i timori, le problematiche che si paventavano di una squadra che comunque non aveva potuto fare mercato. L'intuizione Anghissà è stata eccezionale da parte di Giuntoli, bisogna dirlo, perché praticamente a costo zero, prestito, che poi speriamo di recuperarlo perché poi ne parla anche Spalletti, cioè di acquistarlo a tutti gli effetti perché ha fatto la differenza. Cerchiamo di ricordare l'andamento del campionato. Noi abbiamo visto una squadra contro il Sassuolo in formazione tipo, se ci riflettete un attimo, perché Ospina in porta e che ha dato più garanzie rispetto a Meret. Hai ritrovato Di Lorenzo, anche a mezzo servizio, ma comunque l'hai ritrovato. Rachmani, Koulibaly, Mario Rui, perché Gulam comunque non lo devi considerare che ce l'ha. Fabian Anghissà e Fabian più di Lobotka, perché Fabian garantisce anche più fisicità e quando sta bene, purtroppo non c'è dubbio, c'ha quello spurlo e arriva in fondo per fare quello scambio con Mertens, anche da centrale a due. Attenzione, e poi in avanti ci vedi Insigne, ci vedi Mertens dietro Osimhen e ci vedi Lozano che poi vanno in gol. Insomma è bello, sarebbe stato bello vedere questa formazione a lungo durante il campionato. Un po' non era possibile per i vari infortuni e un po' per scelte di Spalletti. Nell'intervista post partita, che è quello su cui io mi voglio focalizzare oggi, che la possiamo fare un'analisi tattica, ma l'analisi tattica ti viene quasi di star male perché dici perché non potevo parlare di questo per tutto l'anno, ma andiamo con ordine. Spalletti va un po' in contrasto con quello che dice Mertens nell'intervista precedente, perché li legano in questa intervista e quindi se Mertens parla di grande delusione, ci ricorda che noi abbiamo sempre parlato della delusione dei 91 punti, però Mertens è estremamente sincero e ci dice le cose come stanno. Quella Juventus era più forte, ce lo spiattella proprio in faccia, può piacerci o no, ma ce lo spiattella in faccia. E di Mertens, che dall'interno sa dentro e fuori come si svolge un campionato, dobbiamo accettare la realtà dei fatti. Quest'anno invece, sebbene sulla carta l'Inter era più forte, veniva dalla vittoria, il Milan si è confermato, dice ma quelli hanno perso Donnarumma, ha già capito, ma Maignan è stato o non è stato il miglior portiere del campionato finora, quindi non è stata una defiance inaccettabile. E poi la Juventus, che tu dici poi perdono Ronaldo a inizio campionato, perdono posizioni ovviamente, ma poi prendono Vlahovic, quindi sulla carta non era facile lottare per lo scudetto e infatti così. L'Atalanta crolla, che è quella che poi è la variabile più impazzita, perché perdono troppi punti rispetto al trend delle annate precedenti e quindi Mertens si dimostra deluso, mentre Spalletti rivendica il suo obiettivo centrato, perché questo è il punto importante per capire le prospettive, per guardare anche al futuro senza dimenticare il passato. Se De Laurentiis entra in società, entra nell'ufficio, entra nello spogliatoio e dice, perché sono parole sue, ragazzi non ci interessa la Coppa Italia, nessuna priorità sull'Europa League, dobbiamo arrivare quarti, dobbiamo arrivare in Champions. Che significa arrivare quarti? Perché se tu dici voglio vincere lo scudetto, per fare questo ti risponde Mertens, servono i giocatori forti, non devi mai arrivare alla possibilità che se Di Lorenzo ha un raffreddore deve giocare un esordiente oppure un giocatore che non ti dà garanzie. Questa è la verità dei fatti, che ci piaccia o no.
quindi De Laurentiis non poteva chiedere lo scudetto perché non si è lavorato per fare lo scudetto, ma bisognava scalare, anche perché il percorso si scalano le posizioni. Da quinto il Napoli può arrivare terzo o quarto o addirittura secondo, insomma stiamo lì, insomma, tra le due cose. E quindi De Laurentiis è contento e Spalletti è soddisfatto perché arriva all'obiettivo chiesto dalla società. Non si può uscire da questo non c'è nessun equivoco. Spalletti poi conferma la sua carriera di allenatore, che quando gli si chiede di andare in Champions, lui in Champions ci va. Poi si può raccontare, si può discutere, potevi fare di più con l'Inter, potevi fare di più con la Roma, potevi fare di più con Napoli, non si sa, sicuramente non con l'Udinese, sicuramente, ma questa è la storia dell'allenatore e l'ha confermata, e meno male, perché a me, onestamente, al di là del fatto che sarà difficile competere in Champions, che poi c'è il tweet del Napoli che si atteggia, siamo 13 anni, l'unica squadra in Italia al mondo che fa 13 anni, capito? Però ti risponde anche il Frosinone Fan Club, ti risponde e fa bene, e fanno bene, perché se De Laurentiis poi sfotta il Frosinone e dice che fate, arrivate in Serie A e non potete competere, dovete essere multati, allora il Frosinone ti può rispondere che fai, vai in Champions League e non puoi competere, dovresti essere multato anche tu. E invece funziona proprio al contrario, che si va in Champions League per prendere dei soldi per poi magari ritornare in Champions League. È un circolo vizioso che non prevede la vittoria. Però giustamente Spalletti dice niente rabbia, la Champions non era facile, e non era facile, sono d'accordo, a inizio campionato. Poi è risultato un pochino più facile perché l'Atalanta ha cominciato con le unghie a scendere dalla situazione, la Roma sempre discontinua, entusiasmo folate, la Lazio non ha mai ingranato sul serio e hanno preso caterve di gol, lo specialista della difesa Sarri, e quindi il Napoli ovviamente si è inserito in quella cosa lì grazie a un ottimo inizio e a un po' di discontinuità generale. Quella che non è stata discontinua, se poi vedete i numeri, come media punti è stato il Milan. E questo potrebbe essere poi importante a fine campionato, ma ne parleremo. Spalletti poi aggiunge: io ho parlato di scudetto per tenere tutti sul pezzo e per provare a giocarmi questa cosa. Parlarne è una cosa, poi l'atteggiamento in campo ne è un'altra. Questo è un commento mio, assolutamente, e dispiace la contestazione. E a margine di questo commento di Spalletti, lui dice: questo non era un campionato più facile come tutti dicono, ma più difficile. Io ora qui non so se ho con me già il rendimento, ecco, c'ho questo schemetto di Guido Gentile che invece ci dimostra il contrario, caro Luciano, perché se poi andiamo a vedere, questi poi vanno aggiornati ovviamente con gli altri risultati, però stiamo lì, se andiamo a vedere il rendimento delle più piccole come punti, potete mettere in pausa e ad analizzarli, bene o male stiamo lì, quello che sembra un dato diverso è più che altro l'ultimissima in classifica, che ha qualche punto in più rispetto all'ultimissima degli altri anni, ma bene o male siamo lì. Mazzarri viene esonerato perché hanno paura che stanno andando proprio Mazzarri, che col Napoli invece ci mette in difficoltà, ed è solo noi ha messo in difficoltà. Quindi mi dispiace Luciano, ma il discorso che il campionato era più difficile te lo contesto, perché non mi sembrano più forti quelle là piccole, ma mi sono sembrate molto più scarse quelle là forti. Quindi poi si inserisce un discorso di giornalisti che parlano di Napoli insufficiente perché doveva fare di più, per poi esaltare Roma, Lazio, Fiorentina, eccetera eccetera, le altre squadre, e lì Spalletti contesta un pochino questo. Capisco il discorso della pressione, Spalletti conosce le dinamiche della comunicazione, conosce le piazze importanti come Inter e Roma, che sono piazze calde, e quindi vuole mettere richiamare, insomma mettere in risalto questa questione così. Però poi deve rispondere a Mertens, perché dice: se le altre non erano più forti, dice Mertens dovrebbe dirmi quali sono stati insufficienti nel Napoli che non ci hanno permesso di fare. Però Mertens è proprio tutto il contrario, perché Mertens dice: tutti abbiamo sbagliato, tutti siamo stati deludenti, non individua dei giocatori insufficienti che poi hanno portato a questo risultato. Mertens si include nella cosa, parla di gruppo e non di singoli insufficienti, quindi lì Spalletti si è trovato un attimo, insomma non è proprio un discorso coerentissimo. E uno dei passaggi più importanti è quando gli si riparla del ritiro, perché poi gli chiedono: com'è una situazione difficile andare al ritiro, Spalletti si
smette e ride, dice vabbè, ma la società è rientrata subito da questo discorso, perché da terzi in classifica parlare di ritiro sarebbe assurdo. E qui mi dispiace Luciano, ma qua io ti devo chiedere conto. La società ti ha buttato in mezzo, ti ha tirato in ballo, ha detto, e non lo so se il tweet poi è stato cancellato, ma ha detto Spalletti ha deciso, e Spalletti invece ci dice non esiste proprio, è una follia. Dovresti sottolinearla questa cosa qua, che la società ti ha messo in bocca parole e decisioni che non esistono proprio. Io parlo per il futuro perché sappiamo come vanno queste cose. Per fortuna si è rientrati, perché è stata una decisione presa dalla rabbia, dalla foga, di alimentare il sentimento popolare, e quindi niente ritiro ma cene, va bene. E poi insiste con questa polemica con i giornalisti, se i giornalisti non sanno cosa dire rimettono in mezzo il discorso Totti, Icardi, sono giornalisti scarsi che non sanno cosa dire. Giusto Spalletti, su questo siamo d'accordo al 100%, perché molto spesso mettono discorsi in mezzo che non hanno niente di tattica di campo, così per cercare di spiegarsi degli andamenti delle squadre. Dopo un anno, dice Spalletti, e questo è un altro passaggio importante, ne sappiamo di più e molti giocatori sono in vetrina, e ci ricorda che l'anno scorso senza Champions non sono arrivate offerte, perché De Laurentiis voleva abbassare l'ingaggio già l'anno scorso, ma non sono arrivate offerte per i giocatori, quindi li devi pagare, e adesso Spalletti dice ho messo i giocatori in vetrina, arriveranno le offerte. Vediamo quali offerte arriveranno, perché non tutti i giocatori, vi siete iscritti al canale Telegram, perché sennò poi vedi, io poi il che fare che mi chiama. Vediamo quali offerte arriveranno per quali giocatori, perché se è vero che qualcuno è aumentato di livello, ma te lo dovresti pure mantenere, molti se ne vanno a scadenza e altri non lo so quanto è aumentato il livello di Meret, se è aumentato il livello di Maquita a scadenza, non c'è problema. Il livello di Mario Rui probabilmente è aumentato, ma te lo devi conservare, altrimenti ne devi comprare 3 poi di terzini, 1 a destra, 2 a sinistra, diventa complicato. Fabian, Zielinski hanno aumentato il loro valore, non lo so. Lozano ha aumentato il suo valore, non lo so. Su Osimhen si parlava di 150 milioni, adesso si parla di 80, che è vicino a quello che il Napoli lo ha pagato a bilancio, quindi dobbiamo un pochino vedere questa situazione. E il discorso della vetrina per me è grave, perché tu stai programmando per il futuro, vuoi progettare qualcosa di solido in modo tale che il Napoli non ci arriva solo in Champions, ma lotta almeno per superare il girone e andare avanti e raggiungere quarti magari per la prima volta. Sarebbe una cosa importante, perché sennò facciamo sempre solamente le apparizioni da Champions, va bene, però non è così che si lavora nello sport. E poi quando gli si chiede poi in conferenza anche dell'equilibrio con Mertens e Osimhen che si è visto, però abbiamo preso delle imbarcate. Io questa imbarcata me la riguarderò la partita, ma sinceramente non l'ho vista. Nell'imbarcata Spalletti ci dice Di Lorenzo ha fatto delle diagonali perché Di Lorenzo senza Di Lorenzo. E allora amico mio, se tu mi dici che senza Di Lorenzo tu non riesci a risolvere i problemi difensivi, vuol dire che con Zanoli e Malquit non puoi fare, e vuol dire che a inizio campionato dovevi dire alla società che così si rischiava grosso, perché tu vuoi veramente puntare su un terzino solo che si deve fare tutto il campionato. È grave. E la settimana tipo non c'entra, perché ci sono altri dati di Giuseppe, sono schemetti belli grafici così di Giuseppe Di Palma che ci aiuta, con Guido Gentile, con Andox e gli altri, dei numeri che ci dimostrano indiscutibilmente che il Napoli senza le coppe va peggio. La media punti scende a 1.6, il Napoli con le coppe 2 è la media punti. Quindi insomma, uscire dalle coppe è un falso storico che al Napoli fa bene. Magari ad altre squadre sì, i dati non li conosco, ma al Napoli uscire dalle coppe non ha mai fatto bene storicamente, si peggiora. E poi insiste Spalletti nel finale, dice l'elemento decisivo sono i calciatori, si parla di Anghissà che è completo, speriamo di prenderlo. Elemento decisivo sono i calciatori, e su questo si sposa col discorso di Mertens, che Mertens dice servono i calciatori forti. E quando si parla di rinnovo di Mertens praticamente fatto, oramai è sicuro eccetera eccetera, io non me la sento di essere così definitivo e sicuro per 2 motivi. Uno, Mertens parla quasi da tifoso, quasi da dirigente, ma soprattutto proprio da tifoso del Napoli, con quella delusione, e dice per il futuro cerchiamo di fare di più e ritorniamo a lottare l'anno prossimo. Non è detto che abbiamo fatto questo e l'anno prossimo
di nuovo questo deve essere l'andazzo. Possiamo migliorare con una rosa più competitiva e magari provarci per lo scudetto. E Mertens dice anche: Cono senza di me, non c'entro niente io, parlo per il bene del Napoli. Ecco. E poi dice giocatori forti. In questo Spalletti sembra in sintonia, perché qua ci deve essere una tavola rotonda e deve dire Spalletti alla società: sentite, io questo risultato sono riuscito a centrarlo con questa squadra senza mercato. Già se l'anno prossimo o un Atalanta ritorna o una Roma e una Lazio migliorano, considerate quelle tre sempre di base che faranno un campionato buono, sicuramente migliore di quest'anno, Inter, Milan e Juventus, diventa pericoloso se il Napoli non fa un salto di qualità, cioè non solo sostituire i giocatori che se ne vanno, ma qualcosa di più nelle riserve, perché poi sappiamo che gli infortuni ci subissano di guai. Allora Spalletti deve essere chiaro, visto che secondo me Spalletti viene confermato dalla società, sarebbe un illogico un allenatore che ti ha portato all'obiettivo che tu gli hai chiesto, lo sostituisci quando hai ancora un anno di opzione di contratto. Per me sarebbe un illogico. Sarei molto sorpreso che il connubio Mertens e Spalletti possa continuare, ma siamo sotto al sole, vediamo senza problemi. Per me è più logico che De Laurentiis continui con Spalletti, che è l'allenatore perfetto per raggiungere i suoi obiettivi di bilancio adesso così, però Spalletti secondo me fa bene a essere chiaro, un po' più chiaro, speriamo che magari in separata sede lo dica e a noi ci racconti frottole, siamo fortissimi, non ci serve niente, se in separata sede almeno lo dice. Noi ringraziamo Spalletti per essere chiaro in privato e a noi ci teniamo le frottole e non fa niente. Mi piaceva di più all'inizio campionato, mi è piaciuto di meno come scelte di campo e come scelte anche comunicative Spalletti nel finale, però lo vedremo dal mercato se sono stati chiari su questo punto di vista, perché altrimenti la prospettiva, ragazzi, non è migliorativa, non è un progetto che va a migliorare, perché non è che tu stai investendo sullo stadio, sulle strutture o sul settore giovanile, stai investendo solamente sui giocatori, e allora nel presente, se non vuoi pensare al futuro, è nel presente prossimo, nel futuro prossimo, che devi darci almeno qualche soddisfazione, perché altrimenti se è uno cosa solo, Champions matematica, e in città c'è tristezza. Ragioniamoci, società, ragioniamoci su questa cosa, non può essere un caso, non siamo folli, siamo contenti che gridiamo The Champions l'anno prossimo, però se c'è tristezza per un'altra occasione sprecata, secondo me due ragionamenti andrebbero fatti. Da New York, Valerio Fluido è tutto, il che fare aumenta a dismisura, ma non è detto che non ci sia un altro video domani, magari di analisi, qualche immagine sfiziosa sui movimenti che fanno Lozano, Mertens e Osimhen insieme, veramente bellissimo. Che ne sai? Che ne sai? Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.